messo in difficoltà, anche perché noi per ovvi motivi dovevamo cercare di recuperare la gara e abbiamo preso gol, il secondo, forse proprio nel tiro meno pericoloso, meno così mi è sembrato dalla partita. Senta, è stata una partita che lei aveva detto voglio aggressività dal primo minuto, i suoi ragazzi l'hanno ascoltato, tutti quanti hanno giocato il fuori oltre l'ostacolo, una partita però magari decisa anche da qualche decisione arbitrale lunga. No, assolutamente. Dico dalle riprese televisive il gol del pareggio, Melchiori si è spostato la palla con il braccio, ecco perché direi che dovreste da parte di Mazzotti per l'occasione. Non l'avevo visto, se c'è il braccio, c'è il braccio. Io mi riferivo nel complesso della gara, per cui mi è sembrato una partita aperta, ripeto, con occasione da entrambe le parti e il Crotone penso che comunque alla fine abbia vinto anche meritatamente, ma non per dei meriti nostri, forse perché ha fatto valere la maggior forza. 5 partite al termine, innanzi un mini campionato, Padova che deve cercare di salvarsi. Secondo lei la partita che hanno disputato oggi i suoi ragazzi fanno una speranza? Oggi se qualcuno ci dava per morto io penso che abbia avuto una risposta contraria, per come, ripeto, è stata interpretata la gara, per come hanno svolto la partita i ragazzi, per l'impegno, per l'abnegazione, per le occasioni create. Poi noi sappiamo di avere anche i nostri limiti che impariamo anche. Ok, grazie. Prego. All'Inter Serena, Ci siamo rimasti noi padovani, possiamo continuare qui dal punto di vista della serenità. Analizziamo un attimino questa gara. Primo tempo loro sono partiti così, hanno avuto questo trombellino, hanno reclamato sto rigore all'inizio, però francamente poi insomma palle le avete avute voi, poi è venuto fuori sto gol nel primo mezzo tiro in porta. Però la sensazione che abbiamo avuto, perché eravamo anche con la cabina sopra, è che tu soffrissi troppo da quella parte lì, cioè tu rischi di avere uno Giugi terzino contro Villa lui che mi andava via sempre, era un rischio calcolato oppure invece io non avevo altro? No, beh, calcolato, loro hanno 3-4 esterni che sinceramente hanno messo in difficoltà chiunque, per cui sapevo che si potevano mettere in difficoltà, ma contro chiunque, per cui assolutamente non penso che sia stata colpa di Giugi perché non è riuscito a tenere le cose, anzi ha messo aggressività all'attaccante loro, per cui assolutamente no. Poi nel secondo tempo hanno messo dentro anche Bernardeschi che magari tutti quanti ci aspettavamo partisse dall'inizio, già non è che forse non aspettavo, abbiamo visto qualche scambio di partita e stava bene, ma anche lui è un furetto, per cui hanno delle caratteristiche molto simili, tutti e 3-4 davanti sugli esterni, per cui era normale anche che si battesse qualcosa. E l'altra domanda che ti faccio è questa: quando siete andati su a quel punto tutti mi pare di aver capito che l'ordine fosse quello, insistiamo, proviamo, ci stai dicendo, però ancora una volta su 2 o 3 ripartenze loro, perché Mazzoni prima del gol onestamente ha fatto 2 stati, cioè questi rischi a un certo punto tu li metti in Ma conto. prima del gol dovevano farlo, ma certo che li metti in conto, no, questo fa parte dei nostri pregi e difetti, dei nostri limiti. Io forse mi ricordo una partita dove non abbiamo preso gol, non è che siamo qui a parlare di una fase difensiva rocciosa, abbiamo preso gol con tutti, mi sembra che solo a Novara non abbiamo preso gol, per cui noi siamo nelle condizioni di dover recuperare qualcosa, per cui abbiamo cercato di farlo fino alla fine, ma abbiamo provato anche dopo il 2-1, li abbiamo messi lì gli ultimi 5 minuti, abbiamo creato due calci d'angolo che poi non siamo riusciti a sfruttare a dovere, per cui questa è un po' la mentalità che dobbiamo avere. Con molto realismo. 3 in casa di... Sì, ma
Non importa che siano in casa o fuori, io l'ho già detto ai ragazzi, non è cambiato nulla rispetto a prima, perché noi avevamo 5 punti su Cittadella, non guardando le squadre diretti, innovare a 5 punti, e non è oggi che ci dobbiamo rammaricare di nulla, i ragazzi devono essere, non dico fieri della prestazione, perché sono venuti qui a giocarsi una partita aperta contro una squadra più forte di noi. Non c'è niente da dire. Certi errori, perché anche il secondo gol praticamente. Il secondo gol aveva 2 giocatori, ma la palla è passata sotto le gambe. E quindi anche il portiere si è ritrovato da una duplice barriera a niente praticamente, perché è passato in mezzo alle gambe in un tiro che a me dalla panchina sembrava veramente lento. E infatti sul primo palo ma lento. Nulla, ci sono 15 punti a disposizione. Noi dobbiamo essere questi fra 6 giorni, noi dobbiamo essere questi fra 6 giorni, fare questo tipo di gara, di interpretazione, di sviluppo e poi aspettare a vedere cosa farà il Novara. Non è cambiato nulla, c'è una partita in meno, questo sì, però non è cambiato nulla e ripeto che i ragazzi devono riflettere, tutti noi dobbiamo riflettere che non è oggi che dobbiamo essere rammaricati.